La macchina blu arriva, si ferma, poi fa retromarcia, si nasconde, si intravedono degli uomini che scendono, sono coperti in parte dalla siepe. Ecco le prime riprese che immortalano un furto avvenuto in un'abitazione di Este martedì scorso. Pochi istanti dopo un uomo della banda con il piede di porco forza il cancello ed entra insieme a due complici. Il quarto uomo con i pantaloni bianchi li segue a ruota. Queste immagini, riprese da una telecamera di videosorveglianza privata, ci sono state fornite da un nostro telespettatore vittima di questo furto. Preferisce rimanere anonimo, ma fa un appello a tutti i cittadini della zona di Este. Se qualcuno in questi giorni vede una BMW con 5 uomini a bordo, deve avvertire le forze dell'ordine. La sua casa, infatti, è stata razziata da questa banda in pieno giorno verso le 5 del pomeriggio. Il nostro telespettatore, rincasando, li ha visti scappare, ma non è riuscito a fermare i ladri. Nella zona di Este e Solesino negli ultimi 15 giorni si sono registrati decine di furti. Sull'episodio ora indagano i carabinieri.